Oggi a Veneto in diretta abbiamo ospite Paolo Tiozzo, presidente regionale Confcooperative del Veneto. Benvenuto. Presidente, lei rappresenta circa 900 cooperative che producono 9 miliardi di fatturato con 235 mila soci e 50 mila addetti. Il vostro è un mondo un po' particolare rispetto ad altre associazioni di categoria. Rappresentate un modello di impresa che possiamo definire unico nel suo genere. Sì, in effetti il nostro modello di impresa non guarda solamente al profitto in quanto tale, cosa che rispettiamo perché ogni impresa che si rispetti deve poi fare i conti con il proprio bilancio a fine anno, ma in realtà i valori che ha il mondo cooperativo sono valori che non guardano solo al profitto, ma guardano anche a dei valori sulla persona, alle necessità che quel progetto di quella cooperativa si dà, necessità finalizzate alla persona, dicevo prima, ma al servizio che quasi sempre corrisponde ad una necessità di quel territorio. Ecco, lei ha parlato appunto di servizi. Voi avete una serie di federazioni che rappresentano settori molto diversi. Si passa dalla pesca alla sanità, dalla cultura al turismo al credito, perfino la solidarietà. Sì, è chiaro, il nostro, proprio perché è un modello di impresa che guarda ai bisogni della persona, il fatto della solidarietà è trasversale in ogni settore, e cioè il fatto che vi sia nel progetto di impresa cooperativa un aspetto che guarda alla persona e al benessere della stessa, fa sì che ci sia poi un ritorno in quel territorio, nella collettività, che riguarda un star bene tutti assieme. Quando si sta bene tutti assieme è chiaro che sta bene anche quel territorio. Quindi un modello di impresa che la solidarietà ce l'ha nel suo DNA proprio. È proprio così. La solidarietà fa parte integrante della voce di quei consigli di amministrazione che, convocati per sistema democratico, Quindi incontrano elezione. incontrano nei propri ragionamenti come fosse la genesi del modello di impresa cooperativa. Ecco, voi siete presenti in tutti i territori, ma poi avete anche delle singole federazioni. Sì, siamo presenti in tutto il territorio veneto, in tutto il territorio ancora prima nazionale, in Veneto su tutte le sette province. Abbiamo le federazioni, perciò Confcooperative, i quali tutte le cooperative sono associate trasversalmente per i bisogni e la rappresentanza politica di tutto il mondo cooperativo quando i problemi sono unitari. Ci sono poi, declinando, le federazioni che invece entrano nello specifico di quel problema, con un presidente di federazione veneto, e coltiva i dossier e affronta le problematiche di quel dossier, entrando poi nel merito dei problemi del settore. La pesca piuttosto che pesca e agricoltura quando si parla di agroalimentare, il sociale quando si parla di fede solidarietà. Quali sono i settori proprio? Quali sono le federazioni? C'è Feder Solidarietà, Fedagripesca quando si parla di agroalimentare, Feder Cultura, Turismo e Sport, lo dice da solo il termine, quando si parla di attività culturali o sportive. Quando si parla di sociale, la Feder Solidarietà, si parla di lavoro e servizi. Ecco, sono 7 le nostre. Avete anche il credito? Abbiamo il credito cooperativo, il credito, le famose BCC nel territorio, che sono le banche di prossimità. Anche lì fanno dei ragionamenti globali e nazionali quando sviluppano il modello bancario, però facendo molta attenzione perché all'interno delle BCC si è soci, perciò è l'assemblea che in maniera elettiva elegge il presidente e il consiglio di amministrazione. Ecco che quelle istanze, quel progetto di quella banca è frutto di un ragionamento democratico che nasce in seno all'assemblea, come tutte le nostre assemblee federative e organizzative. Le faccio un'ultima domanda, se riesce a rispondermi in un minuto. In un mondo così individualista come quello di oggi, anche spesso nel mondo dell'impresa, i giovani sono attratti da un modello come quello delle cooperative? Lì questo è un tasto dolente, perché il giovane in questo momento storico è difficile far capire quali sono in realtà le cose importanti che lo circondano. È impegno di Confcooperative nel riciclo generazionale in pieno nel mondo. Coop Giovani per noi è creare quella palestra sui giovani che poi diventino
per noi quel riciclo generazionale è necessario. I giovani sono in questo momento più che altri il frutto vero del cambiamento, perché passa attraverso loro, e far capire quanto è importante essere parte integrante loro di un modello come quello cooperativo, che gli dà dei valori importanti, la possibilità di arrivare ai vertici qualora vi siano le capacità. Credo che pochi altri mondi riescano a darlo. Poi non ci dimentichiamo che la prossimità dà la possibilità di sviluppare le proprie capacità in un territorio, rimanendo legato a quel territorio e facendolo crescere e facendolo sviluppare. Allora speriamo questo messaggio sia passato. Grazie Presidente per Grazie la presenza oggi.